Sostanzialmente, che voto date al Napoli, con questi acquisti? Allora, diciamo che per me il voto è alto a prescindere, okay, al di là di quello che succederà nella prossima settimana, per me è un mercato, che tende all'eccellenza, perché sono state fatte la maggior parte delle mosse giuste, accontentando anche l'allenatore, magari non su tutto, per esempio su Ndoye non è stato a quanto pare accontentato, però stesso lui, diciamo, ha detto che a quelle cifre la società del Napoli al momento non lavorava per un giocatore del genere, quindi comunque è consapevole di dov'è, come è giusto che sia. Poi io vi dico la verità, cioè, il voto è alto, 10 non si dà naturalmente per me a nessuno, per tanti motivi, però per me è un mercato da 7 e mezzo, 8 come voto, cioè io non mi sento di dire diversamente per come si è mosso, per i giocatori che sono stati presi, per come è stata allungata la squadra. Poi da qui a dire è un mercato perfetto, questo ce lo potremo dire a maggio prossimo, per capirci, perché dipenderà da quello che succede poi dopo la stagione.